Quando d'estate, poco prima di mettervi a cenare all'aperto, vi accorgete con orrore che le zanzare sono lì pronte a rovinarvi la festa, che cosa fate? Chiamate qualcuno in casa e gli chiedete di portare gli zampironi. Lo zampirone, che meravigliosa invenzione spiraloide. Eppure, a guardarle bene, a leggere anche le parole in piccolo, sulle confezioni non troverete mai scritto zampirone da nessuna parte. Anzi, quelle che ricordiamo più facilmente si chiamano Vulcano. E in effetti, i primi prodotti della storia di questo genere erano dei piccoli coni che venivano accesi sulla sommità, con una grande Z impressa. Z come zampirone? Quasi. Z come Zampironi. Giovanni Battista Zampironi, il farmacista veneziano che li inventò. Ben presto, pur mantenendo la sua farmacia a Venezia, Zampironi comprò una grande villa a Orgnano di Spinea e iniziò a produrre a Mestre la sua grande invenzione, il piroconofobo, cono fumigante che fa paura alle zanzare, piccoli coni trapezoidali a base di piretro. Zampironi non esitò a investire moltissimo in pubblicità sulle sue creazioni e ben presto i suoi prodotti iniziarono a circolare con il suo nome che stava stampato in grande su tutte le confezioni. Erano nati gli zampironi. Zampironi nacque il 25 febbraio 1836 nel grande appartamento sopra la farmacia di famiglia, all'insegna della fortuna in Saisada San Moisè, e rimasto presto orfano fu allevato da uno zio che lo avviò allo studio della chimica. Oggi di tutto ciò non rimane nulla, forse solo un monogramma di metallo sul retro dello stabile che segnava un possibile ingresso a casa Zampironi. A Spinea, nell'entroterra veneziano, ancora oggi c'è Villa Zampironi, dove Giovanni Battista Zampironi si spense il 28 settembre 1906 per una probabile intossicazione da sostanze chimiche. Fu sepolto nel cimitero locale, dove riposa ancora oggi. Sulla sua lapide fa bella mostra di sé l'effigie di tutte le sue fortune, un insetto stilizzato. Sì.